Al Sandro Pertini di Multedo, nel conclusivo match dei playoff di Seconda D, Multedo e Mignanego si contendono quella che, con grandissima probabilità, sarà la promozione in prima categoria. Alla compagine di casa, in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season, basta un pareggio, mentre per il Mignanego è d'obbligo una vittoria per conseguire il prestigioso risultato sportivo. La prima frazione di gara non regala particolari emozioni al numeroso pubblico presente sugli spalti. Protagonista è la girandola di cartellini gialli che il direttore di gara Parodi di Genova deve estrarre a scapito di numerosi giocatori di entrambe le compagini per interventi di gioco fallosi che mettono in evidenza la grande tensione che caratterizza il match. Alcuni spioventi insidiosi che gli estremi a difesa delle porte disinnescano senza troppe difficoltà e l'unica conclusione a rete da fuori area di Cacciabue per il Mignanego, che Parodi controlla in due tempi. La prima frazione è tutta qui. Nella ripresa gli ospiti cercano di dare peso all'attacco con l'innesto di Fiorito, ma al 66esimo è il Multedo a tentare la sortita offensiva con questo tiro di Tassistro. 5 minuti dopo il Mignanego recrimina per un presunto fallo di Martino su Urbanek. L'arbitro non ravvede gli estremi per assegnare il penalty. A 9 primi dal termine del tempo regolamentare gli ospiti restano in inferiorità numerica. Saracco interviene su Tassistro lanciata a rete. Il cartellino rosso viene estratto senza alcuna esitazione da parte dell'arbitro Parodi. All'86esimo Urbanek con un bel gioco di gambe elude la marcatura di due avversari, ma nulla può sull'intervento risolutorio di Bellisario. In pieno recupero Stilo potrebbe chiudere definitivamente il match, ma in questo caso il tempismo di Ripollino vanifica la ghiotta occasione per i padroni di casa. I 90 minuti regolamentari terminano a reti inviolate e quindi si passa ai tempi supplementari. Al nono del primo tempo supplementare viene ristabilita la parità numerica. Martino per il Multedo viene infatti allontanato dal terreno di gioco e nelle proteste che ne seguono anche Mister Grassi deve prendere anzitempo la via degli spogliatoi. Al 13esimo Urbanek potrebbe ergersi a salvatore della patria per il Mignanego, ma il suo tocco sotto termina la corsa a fondo campo, sorvolando la traversa. Ad inizio del secondo tempo supplementare, l'occasionissima per sbloccare il risultato si presenta sui piedi di Sciancalepore per il Multedo. Nulla di fatto. A pochi secondi dal fischio finale, Barra Caracciolo, sempre per i padroni di casa, vanifica una favorevolissima opportunità calciando fuori. Giunge il triplice fischio e la gioia dei ragazzi di Mister Grassi può esplodere in modo deflagrante.